Benvenuti allo stadio Picchi di Jesolo per la 28esima giornata del campionato di promozione Veneto Girone D. Di fronte lo Jesolo e il Salvatronda. Il Salvatronda scende in campo con Demo, Figuera, Magaton, Rossi, Tonini, Didonè, Alberton, Dalla Santa, De Zai, Simonetto, Frimbong, a disposizione di mister Stefano Magaton, Aspeg, Zanin, Pelligra, Martinato, Dussin, Carnio, Pozzobon, Rizzo, Bosco. Risponde lo Jesolo con Memo, Benedette, Bastianutto, Seno, Loschi, Teso, Sciugur, Ostan, Parcianello, Dariol, Fioretti. A disposizione di mister Andrea De Cecco, Berto, Momentè, Mazzon, Franceschetto, Trevisan, Rizzo, Forcolin, Franzin. Dirige l'incontro il signor Hassan della sezione di Conegliano, assistenti di linea Zanon di Vicenza e Peruzzetto di Conegliano. Un ringraziamento alla società ACD Jesolo per l'ospitalità. Classifica, ricordiamo l'importanza di questa gara, lo Jesolo è a 22 punti, 3 punti sopra il Salvatronda. Ci si gioca gran parte della stagione oggi. Ora c'è una prima ripartenza del Salvatronda con Frimbong che avanza verso l'esterno destro, palla per Simonetto, bravo il giocatore Dalla Santa che salta il suo avversario, si propone in avanti, siamo in area jesolana, si va al contrasto e alla meglio il difensore dello Jesolo concede solamente la rimessa laterale. Spinge alta la difesa dello Jesolo che ora avanza e alza il suo baricentro. Palla che arriva facilmente a Demo. Palla dentro l'area, bravissimo Demo a leggere la traiettoria e fa la sua. Ora invita i compagni a salire, però appoggia lateralmente al difensore centrale Tonin. Ora va a lancio lungo per i due attaccanti del Salvatronda, si va all'1 contro 1, in possesso è De Zai, De Zai appoggia esternamente, ora palla a Frimbong, entro area, prima conclusione insidiosa di Frimbong sul primo palo, attento Memo che sventa in angolo, primo acuto del Salvatronda. Palla in profondità per gli ospiti, si va a lottare ma ancora bravo Loschi ad anticipare il suo avversario, va in contrasto, perde palla, altro bel contrasto, avanza il numero 8 Dalla Santa, il suo così viene stoppata dalla difesa jesolana che concede solamente il calcio d'angolo. Ecco adesso un affondo da parte di lei sul lato sinistro, calcia all'esterno destro, colpisce il palo esterno. Conclusione dovrebbe stata di Parcianello, ci sembra, ottima conclusione millimetrica di precisione, sfortunato comunque l'attaccante dello Jesolo che al primo acuto in avanti, altra palla di prima da parte del Salvatronda, palla che arriva a Simonetto ma però viene colto in fuorigioco, primo assistente dell'arbitro Hassan alza la bandierina. Qui ci sarà bisogno di rivedere la replica di questa azione perché il guardalinea ha alzato la bandierina, eravamo al limite, poteva essere un'azione pericolosa. Abbiamo appena assistito a una conclusione di Frimbong che cerca lo specchio della porta, la palla viene deviata ed è il calcio d'angolo per gli ospiti. Punizione sul secondo palo, però ancora una volta Demo legge ancora molto bene la traiettoria, non ha nessun giocatore che lo disturba, presa alta e la palla è sua. Si parte con il numero 8 Dalla Santa che si larga spesso e volentieri sul lato sinistro. Dalla Santa appoggia malamente, ripartenza dello Jesolo,
si allarga per Fioretti, Fioretti sul lato destro, va in percussione, palla buon secondo palo, un po' alta per il numero 9, si impossessa Parcianello, Parcianello è uscito dall'area però va a rigirarsi, limite dell'area cade, nulla di che, anzi a questo punto c'è un fallo da palla a terra. Ora è Fioretti, Fioretti in percussione centrale, Fioretti ancora, Fioretti al limite, fa una finta, rientra sul sinistro, calcia col sinistro, una mezza ciabattata da parte di Fioretti, arriva una palla semplice per Demo che non ha nessuna difficoltà a pararla. Fischia Hassan, Rossi, conclusione contro la barriera, la riprende lo stesso Rossi che la ricaccia in dentro, palla per Desai, Desai al limite dell'area, perde il pallone, batti e ribatti e sull'ultimo tocco ci sembra di Alberton la palla termina al lato destro difeso da Memo che era praticamente fermo. Ora bravo Dariol a lottare su questa palla, palla Dariol, Dariol colpito da dietro e per l'arbitro ci sono gli estremi del calcio di rigore. L'azione è presa sul lato destro, palla servita alla corrente Dariol che entra in area quando stava per calciare un difensore del Salvatronda, lo ha spinto alle spalle e l'arbitro messo in buona posizione ha indicato immediatamente il penalty. Occasionissima, potrebbe sbloccare la partita Dariol, Dariol si prepara, calcia debolmente ma in maniera chirurgica, Demo intuisce ma non c'è nulla da fare. Al 40esimo lo Jesolo si porta in vantaggio sul Salvatronda grazie a rigore realizzato da Dariol. Bene, ora sicuramente grazie al vantaggio isolano la partita avrà un'altra indole sicuramente, perché adesso a questo punto lo Salvatronda non potrà più amministrare lo 0-0 ed è subito efficace lo Jesolo con Desai che da pochi metri spreca una ottima occasione. C'è stata subito la reazione degli ospiti, Simonetto va dentro, palla sul primo palo, la palla scivola, Fimmo viene anticipato all'ultimo e ancora Simonetto che calcia in avanti, batti ribatti, calcia al volo un giocatore del Salvatronda, la conclusione però è debole laterale. Sicuramente cercherà di gestire questo vantaggio e portarsi negli spogliatoi con un vantaggio veramente importante. Ora palla in aria, difficoltà incerto questa volta Demo, pallone che arriva in area piccola, conclusione da parte, vediamo il numero, dovrebbe essere il numero 8 Stan. Vediamo se il Salvatronda avrà il tempo di battere questa punizione. Aggiunge lo stesso portiere Demo che è salito e andrà direttamente in area di rigore avversaria, palla in profondità in cerca di Desai. La palla arriva a Simonetto che però spreca questa ultima occasione e proprio in questo momento il direttore di gara Hassan fischia la fine del primo tempo. Tutto pronto, si riparte. Non vediamo nessun cambio nei 22 in campo. Ancora Mucchi in aria, Mucchi in movimenti, sempre sul secondo palo. Palla dentro, conclusione velleitaria da parte del Salvatronda. Palla termina alta sopra la traversa. Palla in avanti. L'arbitro ha ampi gesti, si continua, c'era tra le proteste dello Jesolo, apertura per il numero 10, bella sponda di Simonetto di petto per Rossi che da ottima posizione calcia di violenza ma supera sopra la traversa, era una ottima occasione per gli ospiti, bel gesto atletico di Simonetto che di petto appoggia indietro a Rossi che spreca malamente. Palla che gira il numero 7 Alberton, la palla però viene persa,
Oh, interessante inserimento del giocatore esterno destro dello Jesolo, va all'1 contro 1, va verso l'esterno, profondità, conclusione che va a sbattere da parte del portiere Demo, che si oppone a questa conclusione. Ora palla a Rossi, si inserisce molto bene, conclusione di Rossi da appena fuori aria, conclusione però debole, non ha nessuna difficoltà Memo a pararla e far ripartire velocemente Dariol. Anche qui però la palla è troppo lunga e quindi c'è un passaggio da portiere a portiere. Punizione, ecco, siamo pronti a questa punizione. Qualche giocatore a terra, palla su uno palo, interessantissima questa traiettoria, però passa vicino a molti giocatori ma nessuno riesce a intervenire ed esce di poco al lato destro del portiere Memo. Palla in profondità per Dariol, Dariol prolunga per Bastianotto che entra in aria, Bastianotto viene contratto, ancora Bastianotto in possesso palla, Bastianotto qua ha simulato, ha cercato un altro rigore, però l'altro era ben posizionato a 5 metri, fischia e viene ammonito lo stesso Bastianotto per simulazione. Anche questa sarà un'immagine interessante che potremo vedere questa sera su Arizona TV grazie alla nostra collaborazione sempre più stretta. Deve essere un'azione interessante, ora però si sfonda sulla sinistra, entra in aria, e siamo in area jesolana, ha perso l'attimo il scivolone del... C'è stata una grande occasione per il Salvatronda dopo il liscio di Sugurt, la palla arriva a Simonetto che da ottima posizione calcia il corpo indietro e chiaramente la palla va ben oltre la traversa, poteva essere veramente una conclusione velenosa questa. Non c'è più nessuno a difendere la porta di Demo, è ovvio che sono gli ultimi momenti, gli ultimi tentativi del Salvatronda di portarsi sul pareggio, palla veramente insidiosa e ancora una volta bravo Memo a pararla, altra conclusione dai 30 metri di Magaton e ancora una volta la retroguardia dello Jesolo dice di no. Adesso mister Magaton incita i suoi a salire tutti, lo stesso portiere Demo avanza, tutti su per il Salvatronda, saranno 22 giocatori nell'area dello Jesolo, palla a girare sul palo, arriva proprio Demo che di testa la colpisce, la spedisce fuori, ma proprio in questo momento il direttore di gara, il signor Hassan della sezione di Conegliano, decreta la fine della partita, Jesolo 1, Salvatronda 0. La classifica dice che a questo punto lo Jesolo raggiunge proprio il Salvatronda a 25 punti, campionato riaperto per lo Jesolo.